Cari amici e cari amiche, bentrovati. Anche oggi, per la rubrica Siciliano Doc, parleremo della poesia castellammarese soffermandoci sul poeta Vito Monticciolo e seguendo i preziosi testi e le ricerche di Rosa Maria Ancona. Sigla! L'espressione dialettale di Vito Monticciolo costituisce un singolare esempio di poesia orale. Trattasi di poemetti in ottave di particolare interesse, con una veemenza contadina che potrebbe catturare e incuriosire il lettore qualora ne avesse conoscenza. I versi tramandati oralmente esprimono tutta la realtà del mondo rurale, con le sue fatiche, le conoscenze, le logiche e le irruenze sociali. Vito Monticciolo, rude contadino degli inizi del secolo Novecento, imparò a leggere negli oscuri sotterranei di una maleodorante prigione e in questo inferno lesse la Divina Commedia di Dante e se ne innamorò, a tal punto da volerne imitare l'invettiva. Con veemenza dantesca il poeta dialettale, nel poemetto Ali carcerati, distribuisce la sua longanimità e, considerando tutti innocenti, come afferma di se stesso, inizia a dire: «Cori pietoso dili carcerati, che di innocenti come a mia soffriti, d'intra casuzzi, cu porte serrati, la sepoltura di l'uomo vediti». A lui sono attribuiti i seguenti poemetti inediti: alle guardie campestri, l'Ummerno. In quest'ultimo il poeta ci offre un testo compiuto e convincente dello spettacolo della natura nel periodo invernale, ritenuto momento unico ed essenziale per la preparazione della vita futura. Cari amici e cari amiche, si chiude qui questa puntata di Siciliano Doc dedicata alla poesia castellammarese. Grazie per averci seguito, ci vediamo presto.